No, I'm not a writer. E buongiorno l'Italia! Allora inizio questa specie di puntina, vedi, con questo castello che è stato il panorama con il quale mi sono svegliato quel giorno, no? Ti ricordi le puntine precedenti? E da adesso in poi, avendo fatto un misto reflex e GoPro, troverai veramente un misto di Slovenia, cioè saltiamo da questi ruscelli, a questi torrenti, al castello, a parchi trovati in giro, fino a qualche sosta insomma fatta per strada e insomma adesso vedi. Ma tu pensa, qua nel mio parcheggio c'è anche un bar. Vediamo, cioè tipo se ha... Allora qua anche il rubinetto dell'acqua, io potrei venire qua e caricarmi l'acqua. Ma ti spiego una cosa, allora potrebbe essere chiuso. No, cazzo è aperto. Ma ti spiego una cosa, siccome io qua sono in vacanza da solo e sono vacanze wild, molto wild, cosa significa? Significa che col cazzo che mi lavo, cioè proprio zero assoluto, proprio no. E quindi niente, a noi basta andare via leggeri col nostro camperino. E guardare oltre quelle vallate, vedi? Oltre la vastità del cazzo che me ne frega di farmi la doccia. È immensa anche quella, porca miseria. Comunque Navarra, prevedo non poche difficoltà a montare questi video, nel senso che ho fatto metà con la reflex, metà con la GoPro. Spero anche di non aver perso cose interessanti nella GoPro, perché ho visto che adesso nel display ha la scritta SDR, quindi errore nella schedina, perché ho ripreso un po' di cose interessanti alla Slovenia, spiegando un po' in base alle mie interpretazioni o alle mie pochissime conoscenze le cose che ho visto. Speriamo insomma di ricordarci un po' anche di dare un ordine cronologico abbastanza veritiero al montaggio che farò, ma vabbè, tanto tu non te ne accorgi, quindi l'ho detto solo per pulirmi la coscienza, dai. E ci facciamo le pause noi, Dove pausiamo? Ok. Allora volevo fare andare il drone, che no, vedi, ci sono... Dai Vespa, fuori i coglioni, stavo parlando, stavo facendo il discorso, più mi passano anche le macchine, cazzo, non possono diventare un video reporter se mi rovinano le cose così, digli, Vespe e automobilisti. Comunque no, troppi alberi, non rischio per il drone, no, meglio di no, volevo passare davanti a quella cascata, quindi usa un po' di fantasia. Ecco là, fai conto che sei col drone, gli passi vicino alla cascata, dopo il drone praticamente si allontana, ritorna in alto, vedi un po' le vallate così in giro, le cose in controluce e ritorni qua, proprio qua dove c'è CP. E adesso andiamo CP, hai ragione, perché tu hai fare i giri anche tu, hai ragione, adesso andiamo. Oh, guarda la sona chiusa che fa finta di dormire. Quando sente il rumore del guinzaglio, lei tac su come un coso. Quelli era leone, come si chiamano? Una mangusta, no? Che viene fuori. Andiamo a fare un giro, cane. Andiamo in giardino un attimo. E ci prepariamo e andiamo avanti noi, sai? Oh, guarda quello! Cazzo, sta pescando, il cane l'ho preso, sì, è là che dorme, porca troia, è là che pesca nel fiume in piena, il nonno, e dopo, oh, adesso qua ragazzo, salita estrema di prima mattina col motore freddo, vai, tanto, ma che carino che era anche di là, tanto vai in prima, senza far sgommattamenti, che robe, cazzo, fortuna che ho il camper di power, ma se no... Cazzo fa fare
quella buona macchina, dicevo farla tipo con la neve, cioè se sei ciulato, hai capito? Direi che per come soffro io il caldo, con sto sole, nebbia, nuvolo, pioggia misto che c'è stato, sono stato veramente da Dio. E guarda che bello ragazzo, che figata! E la figata di sto cacchio di camper, cioè tra le varie, è che io mi sono fatto 3 giorni di ferie con 40 euro, sì che è il gasolio praticamente, che sono andato, ma l'ho girata tutta la Slovenia, porca troia, cazzo, no, tutta no, però 3/4 sì, fiumi azzurri e colline, praterie, dove vado a fare sgommattamento con il mio camperino, ma poi dietro mi arriva uno incazzato che mi urla: dai cretino, muovi quel macinino. Io qua a destra mi fermavo spesso perché qua la gente va in canoa, cane, ci facciamo un giretto, taglio per 2 secondi, e c'erano tutti i suini, adesso no, probabilmente li hanno messi in un posto più al caldo, ma allora CP, bisogna andare sotto di lì, io ti insegno. Giretto alla cacchio, ripresa alla cacchio, niente reflex, sennò dopo perdo anche il segno, e niente stabilizzatore, cioè sei così nella mia manina, affidati alla mia stabilizzazione della mano. Però guarda, CP, cioè racconta in che posti ti porto a cagare ogni volta, cioè ragazzi, non si scherza. I posti di CP, l'unica cosa, CP, ehi là, amore, cara, gioia, non sapevo, cara, ho paura che qua sia elettrificato, porca troia, che peccato, mi tocca tenerla al guinzaglio, a meno che non scavalchiamo e andiamo verso di là, verso mete un po' CP. Ma si fa a vedere se è elettrificato o no, cioè col cazzo che lo tocco io, ho già fatto una volta, ma boh, cioè stocchi tipo coi legni, non succede niente. Boh, non so, mi dovrò informare, cioè per capire se la corrente è attiva o no. CP, io ti devo mollare a fare le robe pericolose, e qua invece ci pericolosano loro con le robe elettriche, non va bene. Ma sì, dai, allora io qua prendo in braccio CP e andiamo. Vero CP? Ma sì, dovevo andare di là a fare le cose, ma va se stiamo qua in te strada romana, vieni in braccio con me CP, dai, vieni, guarda che paurosa. Vieni con me, fidati. Hop. Adesso sulle zampe. Ople, ce l'abbiamo fatta. La faccia loro. Hai visto CP? Vieni con me adesso. Piano i boas. Sì, che c'era. Vai là, tipo tante mucche. Vabbè, smerdiamoci un po', se non ci smerdiamo che gusto c'è? Dai, andiamo. Vamo CP! Che CP! Vieni qui! Guarda! Ma che non mi vai nei cazzi elettrificati! Vai là! Brava CP! Noi andiamo a vedere tutte le cose qua, le cose del wild. Fa un po' Scozia, come colori e tutto quanto. Bravo CP, pisciagli lì. Fa anche rima. E Pippo, che belli fiorellini viola. Che c'è CP? Una vallata, una bella vallata, guarda con sti sassi ancestrali, sti alberi ancestrali anche loro, e tutto così ancestrale, sì, proprio bello. Ce ne andrei a fare i moni in mountain bike, che devo ancora cambiare la catena, ma roba tipo la primavera, no? Quando è già un po' più asciutto, perché adesso è tipo paltano, mountain bike e via come i mone. Il CP di montagna è una cacca di chi quella? Cagagli sopra, brava, pisciagli sopra. Porco cane, bisogna stare attenti perché qua non ci prendiamo le robe delle volpi, perché tu eri vaccinata, ma nel 2000 e san cazzo, qua c'è ancora quella volta, no? Per la rabbia, no? Perché poi da noi non è stato più necessario. E allora noi il segno di dominio alla fauna l'abbiamo lanciato, cioè io ho comprato un mega ruto di quelli maschi proprio, hai capito? E allora alla
già capito chi comanda. Poi CP sta segnando il territorio, quindi dovremmo essere a posto. CP, sai che il mio sesto senso mi dice che inizierà a piovere, cioè il mio sesto senso praticamente sono le gocce che mi arrivano in testa e io penso che